Federico Simeoni, quando si è seduto lei ha detto siamo nel confessionale, perché l'abbiamo chiamata? Per chiarire un po' questa situazione interna al fronte friulano, dove si scrive tanto ma si parla poco. Qual è la sua realtà e soprattutto la sua voce in questo caso? Ma la mia voce è che posso confermare alcune differenze di vedute all'interno del movimento che sono, per quanto mi riguarda, una netta presa di distanza da certi atteggiamenti fascisti e linee filo-nazionaliste italiane che sono più da movimento sociale e non hanno niente a che vedere con la realtà fondativa del fronte friulano, di cui io mi sono sentito in prima persona di impersonare un po' questo dissenso che non andava celato e andava portato alla luce, ma questo per il bene del movimento. Poi c'è chi fa polemiche di professione, io ritengo invece di fare l'amministratore, pertanto io le polemiche le lascio a altri. Senta, un vecchio adagio dice che i panni sporchi si devono lavare in famiglia. Ma assolutamente, infatti la discussione era e dovrebbe rimanere del tutto interna al movimento, sono altri che hanno deciso di far volare gli stracci in piazza, non è mio costume farlo, ripeto, chi vuol fare le polemiche lo faccia di professione, poi ne risponderà lui alla gente. Qualcuno dice che la sua, come si dice, retromarcia è vista in un'altra ottica, nel senso che pare mirare in altri lidi, così almeno le voci di corridoio. Lei cosa ci risponde? Bisognerebbe capire cosa intendono per retromarcia, perché se retromarcia vuol dire un documento presentato a un direttivo politico e poi il direttivo politico in maniera autonoma fa un atto del tutto illegittimo e soprattutto anche illegale, che potrebbe avere anche risvolti penali, presentandolo al protocollo di un ente pubblico, questo primo vuol dire non capire come si fa politica, secondo non sapere neanche come funzionano le leggi dello Stato. Lo slogan in campagna elettorale è stato Vonde Monadis. Purtroppo siamo arrivati al nome Monadis. Questo significa che ci sarà un problema che si verificherà più avanti all'interno del suo movimento, oppure potrebbe risolversi? Io auspico che si arrivi a un chiarimento definitivo e un'assunzione di responsabilità di chi sta purtroppo portando a una posizione autolesionista, autodistruttiva del front. Abbiamo lavorato per anni per costruire una credibilità e vedo che invece con la nuova linea si va a distruggere totalmente quello che con fatica si è cercato di portare avanti negli anni. Lei si sente ancora un esponente del fronte friulano? Assolutamente sì, io sono stato votato da 12.600 friulani per portare avanti nelle istituzioni una linea autonomista e indipendentista. Io credo di tener fede al programma politico che è stato presentato agli elettori, è stato votato dagli elettori ed è tuttora agli atti della provincia di Udine, a cui manterrò fede fino alla scadenza del mandato. E chi l'accusa di pensare alla cadrega? Dio, io sono 7 anni che lotto con queste cose, poi una storia politica antecedente in cui sono sempre stato accusato di queste cose. Io credo di aver dimostrato ai friulani quello che so fare, quello che sono, e a loro rimetto il mio giudizio. Non resta che dire buon lavoro allora. Grazie. Senta, per concludere invece parliamo un po' di questa situazione un po' anomala del referendum online. Nel Veneto c'è stato un grande richiamo, no? Il Veneto ha dimostrato tutta la sua intenzione di tutelare il territorio, il friulano invece non ha risposto, è un po' un classico, no? Ma non è che il friulano non ha risposto, non si può pretendere che i risultati arrivino da soli venendo giù dalla grondaia. Il Veneto ha fatto 2 anni di preparazione per questa iniziativa, mi ricordo benissimo che nel corso di 2 anni ci sono state moltissime assemblee, ma non dico in ogni comune, in ogni frazione dei comuni del Veneto, e ogni municipalità ha espresso una mozione a favore dell'indipendenza, dopodiché questa cosa è stata intelligentemente portata con questo sondaggio referendum online. Qui in Friuli invece si è voluto bruciare le tappe, io avevo espresso le mie perplessità al comitato organizzatore chiedendo invece di creare una raccolta di fondi che consentisse anche di fare una consistente campagna divulgativa. Non sono stato ascoltato e purtroppo alla fine devo dire che i risultati, ahimè, hanno dato ragione a quanto si pronosticava. Negli ultimi anni i dati alla mano parlano che il Veneto è una delle locomotive d'Italia. Noi invece cosa siamo? Con la carrozza attaccata in attesa di sapere dove ci parcheggiano?
Ma questo non è vero, noi abbiamo uno strumento importantissimo che è l'autonomia regionale che viene sfruttata male. va sfruttata bene, perché noi abbiamo delle deleghe in certe materie che vanno applicate, non possiamo prendere come alibi il fatto che non vogliamo assumerci responsabilità demandandole a Roma, perché troppe volte noi accusiamo Roma quando invece siamo noi stessi che non usiamo l'autonomia e lasciamo la responsabilità ad altri di decidere per noi. Questo dovrebbe essere ribaltato, così come dovremmo avere una chiara e ferma tenuta di posizione, come viene fatto nelle province autonome di Trento e Bolzano. Quando va a negoziare a Roma, prima si assumono le deleghe di competenza e poi si negozia sui costi, stabilendoli una volta per tutti, senza invece accettare sconti, restituzioni di deleghe e altre cose che rendono molto molto nebuloso anche il bilancio regionale. In questo momento infatti noi non riusciamo a capire qual è l'effettiva valenza della regione, se siamo una regione che ha un surplus di tassazione che poi viene utilizzata da Roma, oppure se, come ci siamo accusati per invidia da altre regioni, noi dreniamo risorse da altre regioni, e questa è l'accusa che viene dal Veneto, per spendere poi male i nostri soldi. Dunque rimaniamo a Sottans, tradotto. Ma c'è un fermento in giro che potrebbe portare a qualcosa veramente di nuovo interessante. Stiamo a vedere. Io sul Sottans sì è quando si dimostra di esserlo, ci sono invece interessanti segnali che la tendenza può essere ribaltata, quello è di utilizzare le intelligenze e le personalità per arrivare a questo.